non amo la Sicilia. Sai perché non mi piace il cannolo? Vabbè, mangia l'arancina. Perché c'è la canamozza. Il cannolo nasce prima, la polvere da sparo dopo. Sono due cose che non possono essere allo stesso tempo. Ha ragione il professore. Dopo un pranzo abbuffante dalla nonna, il cannolo è come un fucile a canne mozza. Ti riempie troppo, ti fa scoppiare la pancia. Dice il professor Daverio. Il siciliano è convinto di essere al centro del mondo. E in realtà lo è. Ma veramente? Tutti noi stiamo sui social, ma abbiamo bisogno di un algoritmo. Sentite cosa dice il professor Daverio. Un libro scritto da Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi diventerà algoritmo. Si apre la strada fra mondo arabo e occidentale. È fondamentale la città di Palermo. Certo che poi ci sentiamo al centro del mondo, anche perché abbiamo una serie di primati. Sempre a Palermo. Architettura arabo-normanna. Questi normali di Sicilia sentono Palermo capitale centrale del mondo. Castello di Mare Dolce. Il mare dolce, l'antica magia di un luogo di delizie. Palazzo dei Normanni, il Parlamento più antico del mondo. Palazzo dei Normanni, marmo, decorazioni e mosaici splendenti. Ma improvvisamente il professore non ama più la Sicilia. E non amo la Sicilia. Ed è impaurito. Mi hanno spaventato, io ho paura della Sicilia. Professore, lei qui è il benvenuto. Le porte sono sempre aperte. Lei lo sa benissimo perché è un uomo di cultura. Cogliamo tutti. Io sono agrigentino. Le lancio il mio invito. Venga alla Valle dei Templi. A casa di mia nonna ho un posto libero. Filippo, ma stai scherzando? Professore, la invito anche a casa mia al Villino a Mare. Tu la conosci benissimo Palermo, torna. Le faccio da guardare il corpo io, se le può rincuorare. Se il professore vuole tornare, Le posso offrire un pranzo, una cena. Sai perché non mi piace il cannolo? Sacco della cinaglia, la ginacchia, un piede posa a terra, è terrone. Professore, ma che dice Trinacria terrone? Un simbolo con tre belle gambe di donna, come fa a definirle terrone? perché la trinacria significa terrone? Professore, il piede a terra è il simbolo di umiltà. Noi restiamo sempre con i piedi a terra. Professore, ma lei non lo sa, cioè la trinacria è nata nell'antichità. La parola terrone è un termine moderno che ci mettono addosso per insultarci. Ma quantunque ci chiamassero terroni. Noi ce ne fottiamo se ci chiamano terroni. È un vanto. E qui inizia la parte più curiosa del nostro viaggio. Perché i primati siciliani non finiscono qui. Teatro Massimo, primo teatro d'opera lirica d'Italia. Lei deve tornare tranquillo in Sicilia perché non le succede niente. Sono spaventato. L'Orto Botanico di Palermo, il più grande d'Europa. Io ho paura della Sicilia. Le sembra una faccia minacciosa. La regione italiana con il maggior numero di siti culturali. È un tono di minaccia che fa parte della tradizione siciliana. E io sono orgogliosamente siciliana. Non mi metto tra quelli che minacciano. Quando vuole ci prendiamo un caffè, glielo offro io. Non l'accetterei perché non amo la Sicilia. Il volgare italiano è nato in Sicilia. Professore, se vuole venire a Palermo, venga. Se no, se non vuole venire, il sa fare un talk. No, per volgare non intendevo quello io. E la mia casa è Piazza Grande.